Allora, saluto a tutti, abbiamo da anticipare oggi una serie si può dire una serie di stonde, che durerà parecchie settimane, perché le tre persone che sono qui hanno lavorato durante parecchi anni a Gidigerano e hanno realizzato un affare tremendo a parer mio, che manco si poteva pensare, e dunque d'entrata io per conto mio e penso anche per conto di un centro culturale universitario e forse anche di più, ma non sono mica autorizzato a parlare a un nome di una collettività assai più larga, ma penso che avete realizzato un lavoro che ci vuole avere il coraggio di dire che è un lavoro storico, nel senso che queste tre persone qui che sono presentate, non la mica allungarmela, queste tre persone qui hanno fatto ciò che una squadra assai più larga non è mica riuscita a fare in 30 anni. E proprio qui, quando dico questo, peso e parole che pronuncio, non ne manca appena per allisciare niente, e per dire che queste tre persone, questi tre cercatori, questi tre militanti, questi tre corsovoni, questi tre universitari hanno mobilizzato la sua energia e poi dopo tutto ciò che l'hanno vissuto scoprire, riflettere, criticare, ammirare, leggere, sente durante tutto il suo percorso universitario e anche dopo, nella sua vita di tutti i giorni, per creare un'antologia di letteratura corsa e l'hanno creata in lingua corsa. Allora, avremo l'occasione di domandargli perché per un'opinione che dice e oggi non si parla più corso, ciò che non è mica vero, e oggi non si scrive più un corso, ciò che è un putaccio, e oggi non si legge mica un corso, non si è mai letto quante oggi, forse si legge poco. Siamo quantunque davanti a una prova che ci vuole salutare, che si merita attenzione e che forse a parer mio si meriterebbe, al di là della realizzazione stessa, un'epoca di animazione. E dunque andiamo e lampada a chi vuole, faccia il nome mio, dice se possiate mica d'accordo, ma penso che ci vuole farla conoscere, ci vuole a circolare in paese corso, ci vuole far conoscere sa fare così, ci vuole far campare i testi e le critiche che avete fatto, perché penso che l'applicazione sono tante, sia a livello, diciamo, pedagogico, a senso stretto, sia a livello più generale di pratiche culturali. Dunque, non mi lascio mica allungare, voglio semplicemente salutarvi a nome del Centro Culturale Universitario, che io sono direttore, mi ha incaricato di salutarvi e di domandarvi scusa, che oggi è poi in altro, ma che ci sarà per l'altre riunioni. Dunque avete la parola e sicuramente dopo se avete qualche testo da lasciarci, così non se generalità non sarà mica in troppo. Vi ringrazio. Saluto a tutti, allora ringraziamo prima il Centro Culturale Universitario e alla noi meglio e ringraziamo di nuovo a Giacomo Dier per il suo invito e la sua proposta di animare queste stonde qui in giro a letteratura, in giro al nostro progetto e poi al di là di questo invito qui ringraziamo di nuovo per tutto l'aiuto lungo questi mesi di lavoro
di lavoro, scusate, per provare a compiere questa antologia qui. Allora, due parole prima forse per o manco per darci un quadro e presentare a penuccia un contesto, non su chi sono presentessi a penuccia ciò che le sono state le antologie corse nel XIX e XX secolo e chi Giuliano presentessi ciò che ne avevamo e proposte che ne avevamo fatto facendo il suo lavoro qui e voglio due parole solo per presentare appena ciò che elaboresse un'antologia forse e tutte le umane che sono sottoposte da un lavoro simile. Ecco. Dunque, un'antologia di regola non usa da buone una domanda assai complessa da sapere ciò che è lì, posto che tutto ognuno ha avuto un giorno, mentre la scolarità, sul libro qui, sotto le mani, sia per lo studio, sia per il piacere forse, ma un'antologia di noi qualcosa di assai complesso nella sua realizzazione e forse che noi scegliendo di farne una non ci siamo mica accorti subito che può essere complicato così e poi tutte queste umane appena uscite ore che qui non le abbiamo mica a dire la franca proprio non le abbiamo mica travagliate né non ci siamo assai interrogati a tutto ciò che è teorico abbiamo piuttosto provato a sciogliere una poche problematiche facendo l'antologia e con la nostra pratica ma quantunque l'antologia o l'antologia in tutti i casi sottopone a scelta e questa scelta qui è fatta da un rapporto che è doppio, bene a dire che sia si sceglie di includere un autore in un'antologia, sia si sceglie di una mentale unica. Tanto bene complicato qui perché chi ci vuole argomentare la sua scelta, perché un lettore non avesse mica intimo che il lavoro che gli è proposto sia qualcosa di arbitrario, ecco. E sia forse solo qualcosa di soggettivo, anche se lì un'antologia, un'opera soggettiva, sai. Dunque, ciò che ne abbiamo scelto noi e bene era spiegato dopo, è un rapporto a qualità, bene a dire che di secondo valore letterario di autori e di bassi scelti, che noi abbiamo scelto di metterli nell'antologia e poi un rapporto quantitativo, soprattutto per ciò che tocca alla letteratura espressione corsa, con un costo particolare perché chi valore è stato assai moltiplice, non è mica, infine, bene era spiegato dopo da Giuliano forse. E un altro affare quantunque che è importante per noi è un rapporto con il lettore. E un'antologia di un libro importante per un lettore, perché chi forse che usa il contatto che sul lettore qui avrà con la letteratura, leggendo si passi qui. Dunque ciò che è stato scelto sia abbastanza rappresentativo di ciò che è una letteratura, senza muzzare, senza darne una figura che forse può essere appena cambiata per apportare la realtà di ciò che è e di ciò che è la gamma letteratura a questo momento qui. E poi, da un'altra banda, un'antologia di noi un primo contatto con la letteratura, non solo da andare a bere altro. Ecco. E di forse soluzione qui noi che ne abbiamo scelto, di dare una piazza assai larga ai testi, da che lo può essere un lettore, farsi un'idea e città dopo in dell'opera esame, perché chi è il nostro scopo quantunque di chi la gente trabassessi l'antologia per leggere ciò che è stato fatto e ciò che si va in letteratura corsa. Allora qui letteratura corsa, ma sarà detta dopo, penso, di una letteratura allargata, non è una mica solo quella espressione corsa che viene dell'antologia. E un altro affare dunque, se l'antologia subbeso qui, noi non abbiamo mica voluto dare una dimensione d'autorità. Ecco, pur se non siamo coscienti che attraverso questa scelta qui c'è una responsabilità di l'autore.
E sa postura qui d'autorità l'abbiamo cambiata in ciò che l'ha chiamato un scientifico inglese che si chiama Knight, che dice piuttosto che fa che un'antologia sia un guida per le torri. Ecco. Un'altra affare che ne abbiamo detto è questa, di appena strana perché chi femo dicendo questo femo appena uccia sulla ritrosa qui un c'era mica interessati a su punto qui quando abbiamo fatto su lavoro ma leggendo a un libro di François Paré, Letteratura dell'eseguité, c'è un piccolo capitolo a ontologie e ci dice qualcosa che proprio di un affare che abbiamo scontrato e non abbiamo mica espresso questa idea qui, di che dice che c'è una dicotomia tra due tipi di antologie. E allora, come mi sbaglio, dice che le sono antologie che sono inventari prodotti. Ecco, e questi inventari prodotti qui sono piuttosto antologie fatte da letteratura che lo chiama dominante. Ecco, bene, di chi bene non ha trasmette una lascita, un patrimonio, con l'obiettivo di che la letteratura fesse da specchio. Ecco. Dunque di creazione di modelli per quelli che vogliono scrivere, per quelli che vogliono leggere. E invece noi saremmo piuttosto in gli inventari produttori. Chi inventari produttori vanno a dire che tanto ci avviciniamo alla letteratura delle ciughe, pur se non possiamo contrastare su qualificativo qui, che letteratura forse non so né ciughe né dominante, ma vedi un'altra affare. È appena idealista, e si inventari produttori qui creano la letteratura, o in tutti i casi li hanno un'esistenza effettiva, perché chi è di un aspetto maggiore di l'ontologia, un'ontologia di un arnese di l'istituzione letteraria, bene di chi con un'ontologia si va a riconoscere e soprattutto si va a riconoscere un autore, un'opera e una letteratura sana. Ecco. Usò l'affare che è forse che è appena un aspetto negativo di un'ontologia e noi abbiamo provato quantunque a schisarlo che l'ontologia dà una definizione della letteratura e porge in noi un panorama di ciò che è la letteratura e ciò che è la letteratura. Ma il problema è chi immagina che la manda l'ontologia sia digerita da un lettore e che un lettore pensi che lì solo lui la letteratura, solo ciò che è l'ontologia. Ecco, è forse un affare che abbiamo provato a allontanare appena, ma forse discutendo, forse spiegheremo appena di più meglio ciò che abbiamo detto e ciò che abbiamo provato a fare. Ringraziabili. Allora, a ringrazia torna il Centro Culturale Universitario e soprattutto a Diego Mutier per averci accompagnato in tutto questo lavoro e io dopo su Sintroido vado a parlare di un titolo di questa conferenza, ciò che le dicono l'ontologia di a letteratura corsa, dunque un percorso appena storico non sta i lavori senza noi che sono stati fatti. Dunque, prima di tutto, c'è da sapere che Pedro Santulaetta ha fatto di parlare di letteratura non è mica un affare facile. Oggi ci mancherebbero forse, ci vogliamo discorrere, ma ci mancherebbero forse istituzioni da assicurare o campà, a promozione. E ci vorremmo domandare, è vero che forse una frase appena facile, ma se esiste una letteratura corsa, dunque certi potrebbero piuttosto
sceglie a parola di produzione letteraria piuttosto che di letteratura corsa, ma noi quando abbiamo fatto il suo lavoro, tutte queste problematiche ancora all'istituzione, ancora a produzione piuttosto che a letteratura erano veramente presenti. E dunque, per parlare di l'antologia stessa di a letteratura corsa, allora ce l'ha mintua rapidamente i lavori che sono fatti al principio del XIX secolo sono lavori che non si presentano mica come un'antologia, ma che sono veramente antologiche. Penso per esempio a Regolo Carlotti, che fa una piccola antologia di tutti i poemi che sono stati pubblicati, tutti i poemi di corsi di tempi qui. Dunque, ciò la sapere che corrisponde a un'epica specifica, dove Ciulia a culetta assai, per esempio Francesco Ottaviano Renucci, uno dei più grandi intellettuali di suo periodo qui, chiama spesso a culetta i ganti, i poemi, e di ciò che lo si va qui, i primi lavori antologici si buono droit a stepica qui. Udrawa l'antologia di letteratura corsa piglia un'altra dimensione in un 1914 con la rivista Agispra che si definisce come un'antologia annuale. Dunque, la rivista non conoscerà che un solo numero, posto che dopo con la guerra si spegne. Ma è interessante perché si ridane soprattutto l'ambizione politica di questa rivista qui, ci sono parecchi testi che danno elementi che secondo i due fondatori permetteranno la rigenerazione di Corsica. E secondo dunque Saverio Bauli e Musanto Ersini, i due fondatori di Agispra, la letteratura aveva anche una finalità politica, a costruzione liata a quella di una nazione. E per esempio in Agispra dice Omero e Dante hanno più fatto per esobadri che tutti i guerrieri italiani e greci, Racine e Corneille hanno più fatto per l'unità francese che tutta la sterpa di Gapè, dunque c'è veramente un ruolo politico di letteratura che è messo davanti. Lo scopo di noi, perché c'è un'altra rivarenza presente qui, lo scopo della rivista è di creare un Félibrige. Dunque, Félibrige è stato fondato da parecchi poeti provenzali e a rivarenza maggiore per l'epica di Mistral, posto che è presentato spesso come un modello, chi scrive in una lingua detta regionale e chi ottiene il premio Nobel di letteratura. In Agispra si volete, per esempio, due sono i nostri poeti, due il nostro Mistrale, che queste frasi danno la promozione della lingua doc, incoraggiscono l'uso ad opera quotidiano come lingua, per la lingua corsa, o lingua di creazione letteraria originale. Dunque, per ripigliare, per posto di un'altra rivarenza che è aumentata qui, di rivarenza a Pleiade, e si può dire che Agispra crea una difesa e illustrazione della lingua corsa per via di letteratura. Bon, potremmo parlare di tutto l'aspetto linguistico di Agispra, posto che ci sono parecchie riflessioni in noi. Agispra fa un lungo testo, per esempio, per dire che c'è la schisa, c'è la scantarsi di il più possibile di italiano, per esempio. Dunque c'è una ricerca di una lingua spudica e qui di noi potremmo discorrere appena dopo. Dunque, il periodo di traduzione e guerra è veramente importante per l'edificazione di una piccola coscienza letteraria. C'è un'altra rivista che è creata in 1923, che è l'anno corso, Antonio Bonifacio, Paolo Arrighi, che saranno presenti in noi. Era una rivista emblematica di traduzione e guerra. E aveva per sottotitolo di noi, come per Agispra Antologia Annuale, un sottotitolo Almanacco Letterario Illustrato, Antologia Regionalista. Dunque, il testo che apre il primo numero ci insegna ciò che la vuole essere rivista e a definizione di
un aspetto di produzione letteraria corse e anche nelle lingue vrustere, un mezzo di conoscere in Corsica e fuori i poeti e i scrivani per un mezzo di opere più caratteristiche. Una biblioteca corsa, un museo corso per tutte le case corse, dunque si tratteria di costituzione di un insieme di opere d'autori contemporanei, di permettere l'accesso ai scritti d'autori più anziani e di sperdere veramente c'è questa volontà, questa generosità di spertare una letteratura un po' mica sta in uso scorno intellettuale, cioè la tramandala e cioè la spertera in tutti i paesi. Dunque, il primo libro che è stato concepito qui come una vera antologia è ben sicuro quello di Jacinto Iviagroge, l'Antologie des écrivains corses, pubblicata in 1929 da Stamperia di Amouvra, e fece un censo di tutti gli autori, tutti gli scrittori corsi, da poi rigola al secolo XV fino a oggi, in le varie lingue di espressione, così Iviagroge fece una scelta di letteratura corsa, di una letteratura plurilingua, dunque ci sono testi in ladino, in toscano, in francese, in corso, e che da questo punto di vista a nostra immagine era abbastanza vicina. Dunque l'antologia di Iviagroge è stata reeditata in 1987 e si compie dunque con l'autore qui di A Squadra di Rigiro, che opere sono une authentique littérature d'expression corse, aussi variée dans ses créations qu'elle est remarquable par sa qualité. Donc, dit di suo libro Pedro Roca, fondatore di Amouvra, qu'elle era un travail d'intérêt général, un devoir patriotique, donc qui si ritrova l'ambizione politica d'una letteratura, d'un'antologia di letteratura. Dunque qui con il lavoro di Iviagroge si può parlare di una diversa illustrazione torna ad un paese, una nazione, e soliate di maniera stretta lingua e politica. Si balesa di noi a Brahma, con le riverenze a Dante e a Mistral che rivengono sempre, di possiede un scrittore che sia un fondatore, che può dare un'opera maggiore di uso valore alla letteratura isolana. Allora, dopo questo lavoro qui, c'è un altro lavoro che è stato fatto in 1973 da Matteo Gecaldi, che si chiama dunque Antologie de la littérature corse. Dunque, a differenza maggiore tra quella di Iviagroge e quella di Gecaldi è l'importanza data ai testi. Dunque, è motivazione qui non sono mica veramente le stesse. Non è più un'antologia di scrittori, ma un'antologia di letteratura. Dunque, l'obiettivo di Matteo Gecaldi, che è un nemico di Udrado e Guerre, un nemico di Amouvra, appartiene alla generazione detta di un mantenimento, e che è di un scrittore, dunque c'è in quella antologia, mette i sodesti, seria da unire parecchi testi in delle riviste e libri che non sono più di accesso facile e che da darli a legge a un'aperta di popolazione isolana. Dunque si ritrova l'aspetto di spertera. Dunque a differenza tra Gecaldi e Iviagroge è che Gecaldi sceglie unicamente i testi in lingua corsa. Allora, qui per lui la letteratura corsa deve scriversi in lingua corsa. Il lavoro di Gecaldi permette di noi di mintuare lo stato di ricerca a queste bigagui, posto che parecchi testi anche in lingua corsa, parecchi autori famosi come Luciardi, come Vattelabesca, che erano autori produttivi assai e di qualità, non sono mica veramente rappresentati qui. Dunque, di noi un altro aspetto dell'antologia, di noi ciò che la dice di asoepica e di rappresentazione legate a questa epica qui. Dunque, qui consideriamo qui se piccole prove antologiche e soprattutto questi due lavori che
costituisce un scopo ontologico di literatura corsa, si può avere parecchie maniere di concepire un lavoro in una costituzione di ontologia che lo sia a un livello di metodologia e di obiettivi. Dunque, on si tratta più di un lavoro arrivato a rivendicazioni, per esempio come Matteo Gecaldi, ma a volontà di portare un arnese a un pubblico allargato con una primura qualitativa. Costituisce un'ontologia e a prova di l'esistenza di una letteratura giunta verso un certo livello di maturità. Dunque, da poi si due idee che sono veramente i più importanti, bon, ci saranno parecchi altri lavori di Guletta, potremmo per esempio mintuare il lavoro di Giovanni Dalla Mogna, per esempio, che mette in davanti un concetto di primo riacquisto. Emma parla qui di noi appena di un lavoro di Durazzo, che si chiama Villetta, che è un'ontologia consacrata a ella solo a poesia. Ciò che Luigi di noi interessante per via di critica, posto che di noi una problematica, un dibattito che mi ha avuto spesso. Durazzo dice per esempio che esiste una critica nascidoria, una critica in i suoi principi, ma che si accontenta solo di va o genso di presentare un libro, ma dopo, quando si tratta di dare un parere un po' negativo, si spende subito. Donc, ciò che Luigi, ce qui nous a semblé constituer quelques-unes des meilleures pages de la poésie corse des dernières décennies, in uso travail, un si può impedire di mintua s'aspetto critico. Dunque, per compiere e da lasciare la parola a Julien, fa un'ontologia di soprattutto lavorare in un rapporto che è stretto assai tra la rappresentazione della lingua e la letteratura. E così abbiamo lavorato assai in due idee di Diago Moutier che ci hanno aiutato assai, écrire c'est mourir un peu e papier d'identité, che ci danno elementi essenziali da capire sul rapporto. Badiali di illustrato. L'excès d'amour pour la seule langue, l'empressement à la sauver ou à en perpétuer l'exercice font que l'œuvre est le lieu où se manifeste le culte de la langue et que le texte procure surtout l'occasion d'une célébration linguistique. Cette mobilisation, cette confiscation du littéraire au profit du linguistique est à mon sens la marque dominante de la création littéraire corse contemporaine. Donc, se la si dà a letteratura come unico obiettivo di salvare la lingua o parole minacciate da un scordo, pourrait perdere appena di uso valore, allontanandosi da primure proprio artistiche. E citerà infine Marco Biancarelli, un testo rigacciato da Vai Victis che ammenta di maniera ironica e critica che gli sono state fatte in quanto alla lingua, che lo adopra in i scritti e tematiche trattate, ma langue à moi donc les a heurtés, comme s'ils étaient réellement sérieux et pertinents de discuter de la langue d'un auteur, mes thèmes d'écriture les ont choqués ou révoltés. Donc, on si può concepire una letteratura senza conoscere i lavori prima e soprattutto è rappresentazione di un'epica per la letteratura e anche pure a un livello di lingua, ma di un rapporto stretto da sa rappresentazione di lingua e a rappresentazione di letteratura. Vi ringrazio. Ora lascio la parola a Giulia. Ringraziamo a Pedro Santo meno di noi. Ringraziamo di sicuro il centro culturale universitario per il invito e l'impegno di Diago Moutier e di voi Barrettiana per accompagnarci nella giraggio davanti alla strada. Qualche parola di presentazione di sicuro per dire nuovi il giraggio di ciò che è stato inventato con Giulio Santo e con Pedro Santo, che ogni ontologia detta a Zoia nella letteratura corsa in particolare, cercando a dare una definizione di ciò che è la letteratura a tempo con parecchi scopi che siano un atto d'affirmazione che
che l'Asia di noi una volontà di va bene chi c'era una lingua letteraria in Corsica, che l'Asia sta da tempo opera di spartire. Noi abbiamo cercato con questo lavoro qui, che abbiamo principiato nel 2012, di portare una vedrigela nanta radio sobera da monta di letteratura corsa e di costruzione. Due parole alla corsa per presentare il progetto e girare di maniera che è stata concepito. 128 autori scelti, trattati, una opera alle orte e a spesso radio larga, 1900 pagine di raccolta idee, di corpus letterario, con 4 lingue, ladino, corso, italiano, francese, e una volontà di noi andare al di là della presentazione stessa di idee, al di là di l'atto d'affirmazione di bon, abbiamo cacciato un libro di 2000 pagine, voilà, per presentare idee. Pensavamo che c'era un lavoro accanto davanti a tempo di sicuro di preservazione, perché non si va jamais con un'antologia di letteratura corsa come lo si va un'antologia di letteratura francese o inglese. C'è a tempo a considerazione che fa in giro il pericolo di betta la lingua, la volontà di noi di portare a conoscenza al pubblico una pochi idee per smarisce, e a conoscenza comunque di lavorare nella ciò che sarebbe, che forse appena in pretensione, un arnese istituzionale, che lo sia pedagogico per i scolari, e di noi un arnese da voi avere ammanito, da voi consultare per tutto ognuno che si vuole aiutare, imparare e aprire un finestrino nella letteratura corsa. Donc, parecchi affari qui, una volontà radio di sicuro di preservare, di far valere l'esistenza di una letteratura, pur se lo scopo a principio non era mica questo. Di noi la volontà di va a fare in una certa maniera una piccola critica, perché chi conduce a scelta di autori, a scelta di testi, di sicuro, bene un supplo di soggettività che è necessario e che è di sicuro obbligato. Donc parecchi affari ritorni per la destinazione di un pubblico, le muetta, i pubblici piuttosto scolari di noi, perché chi abbiamo cercato per via di parecchi testi di presentazione di ogni epoca, di ogni genere letterario, dabbiamo torna qui un finestrino, non ha un'opera di sicura più zeppa, ma parla di un riacquisto, di un rapporto tra la letteratura e il canto, l'influenza che la possono avere la letteratura non ha mossa girato di un canto corso, di poi soprattutto l'epoca di 70. Una volontà di noi di va bene che dire una letteratura arraigata, perché principiamo girato genso di testa al XV secolo, che fa che comunque c'è stato un percorso, e per di noi che ha fatto bene per un metodo abbiamo cercato, forse senza volerla di la franca, abbiamo cercato di mischiare un metodo che lo sia quello di Via Grosso, quello di Cecaldi, nella concepitura stessa di l'antologia, e di un affare in noi nella girato a volontà di poter rendere tutti questi manidi di ragione lo scopo di girato di preservazione di testi, ma di noi un valore patrimoniale che lo può avere un lavoro come questo qui, e
qui torna senza pretensione, perché chi c'era sa volontà qui di restituzione di un patrimonio letterario corso che è fatta bene, perché chi di poi 1973 antologia generale c'era di letteratura corso non ce n'è più stata. Come dire, ha parlato prima di l'attore istituzionale che si può forse impegnare in questa strada qui. È stato un lavoro da molto e che forse partecipa a inutile equipamento di lingua quando si vuole una società bislingua. Allora, di sicuro non è mica un'antologia che da perella da cambiare la situazione della lingua corsa oggi. E dopo si può porre in una domanda di sapere se la vostra un'antologia a fare un atto d'affermazione della letteratura. Come dire, spesso ne parla di sa volontà di fare un'istituzione letteraria. Allora, forse l'antologia qui ci partecipa, pone in tutti i casi una prima pone una riflessione, ma affermerà in tutti i casi una bedrigela non ta sobera da monta. Due parole torna a parlare forse di difficoltà che abbiamo avuto avere per concepire il suo lavoro, a ricerca di idee di sicuro, e che ragione torna una volta a questione di restituzione. Noi antologisti senza pretensione abbiamo trattato con tutti a trovare una buona idea e che oggi forse mancano di noi a livello pedagogico, nel lavoro di scuole, di lavori scientifici. Forse qui di noi a preservazione patrimoniale certi testi abbiamo franca sono stati ritenuti più per o allora lo specchio che lo portavano non una certifica di corsica o allora proprio antropologico e etnologico più che per o allora letterario stesso, che così no forse non teniamo mica quasi 130 autori, ma a tempo di noi una scelta di l'autore di l'antologia. Dunque, suppone, torna a domanda, basterà un'antologia ha fatto l'affermazione di una letteratura, abbiamo parlato prima di necessità di un'istituzione letteraria, noi forse portiamo qui una bedrigela, sperando che ne verranno altre. Intanto vi ringrazio e se c'è una domanda ci rispondiamo volentieri. Ringraziabile. Qualche sia una domanda va, una reazione? Come comprarlo quando sorte? Allora, una buona domanda. Allora, il libro è previsto per il verano. Voilà. Allora, i testi sono pronti, ma dopo è lungo perché ci sono sempre correzioni, soprattutto non ha più di 1000 pagine, dunque a verano si spera. Una reazione? Non interessa mica che è scolario, interessa a tutti questo libro, perché c'è assai gente in Corsica che senza ragione particolare leggono e imparano. Vede che penso che era un grande successo.
Se mi posso permettere un piccolo commento, quando si parla, quando si davanti a un lavoro come questo, patrimoniale, si detta parecchie volte, anche poi se l'è fatto mica solo per arrancare il patrimonio, spesso quello che fa l'incetta di un libro ubiglia giusto appunto come un oggetto appena sacro. La da mettere nella sua biblioteca è stata rassicurata così, dicendo che ha un pezzo di Corsica in casa, in dello, e non è mica manca appena per essere negativo che dico questo. Per far vedere ciò che dove può portare alla sacralizzazione, non so se voi siete d'accordo con me. E allora forse è una domanda che potrebbe andare con quella che è stata fatta, di com'è che può presentare a qualcosa che esce da qui a quasi un anno, da qui a 6 mesi. È appena strano, no? Andrà appena in un senso di domanda fatta. Grazie, a già rispondere, a già cercare di avere una risposta unica per queste due domande qui. Allora, prima è detto un libro da interessare al di là di un pubblico di scuole, speriamo anche noi. Speriamo anche noi. Ma è vero che perché ho parlato prima di un pubblico di scuole, semplicemente perché chi è stato qualcosa che c'è stato detto di voi parecchiani dai professori che dicevano che mancavano pure se un lavoro è stato fatto, sai, penso che non parecchia fa, e tutti gli arnesi pedagogici che sono stati costruiti si pochi anni, ma dicono spesso che manca la risorsa da poi fare lavori scolari. Tanto di sicuro la letteratura, l'antologia si indirizza a tutto il mondo, di un libro proprio aperto, ma di noi non vogliamo mica fare qualcosa che si più troppo elitista, indirizzato solo a un pubblico di gente capace a andare in corso, capace a conoscere la letteratura corsa, la sua storia, e so sfarente radio espressione. Pensavamo che forse di noi più importante torna qui, non è mica l'altro di affermazione, ma la consumazione dopo chi ci si può fare di suo libro gusti. E qui a cercare di rispondere a Diogo Mudiere, non t'ha l'affare di l'antologia, di sicuro non si legge mica un'antologia, si consulta. E lo scopo qui penso che perché abbiamo principiato da qua con Geradio a nostra volontà di noi da attaccare questa serie di conferenze, perché abbiamo attaccato da qua, perché chi pensiamo che c'è un lavoro d'animazione a fare in giro sul libro qui, e vi lascia la responsabilità di vostri propositi quando voi idee o di un atto storico. Io penso che le osipi forse a suo punto qui un atto storico, ma è vero che c'è un lavoro d'animazione. Se le caccia un'antologia 2000 pagine, lasciarlo uno scorno di biblioteca, interesso ce ne poche mica di valutare un po' e fa di suo libro qui forse un piccolo specchio per aprire un finestrino in letteratura corsa, cerca a dare olio a gente, l'ha detta Pedro Santo prima, di andare a cercare di più lontano e francamente da olio. Penso che può portare qualcosa di positivo e a saperemo da qui a poco. Bon, ho ascoltato tutto ciò che hai detto, spero non scordarmi nulla, ma c'è una cosa che mi face riflettere. Hai detto che hai scelto certi testi e anche, se io capisco,
che ne hai donc mancato appena i desti, sai di guardi due. Ma per scegliere i desti, sapendo che qui in Corsica tutto il mondo si conosce, sapete per esempio che le critiche di libri sono piuttosto fatte in un senso di laudore, udale, magnifico, tutti sono buoni in due noi. Anch'io scrivo da poi un mese e mezzo e pare così avevo anch'io una greumica, ma dunque come vuoi fare, come hai dovuto fare a scegliere i testi senza mettervi male con tutti i vostri amici? Perché con il muetto non dai nostri amici. Ma no, il primo lavoro che abbiamo fatto quando abbiamo attaccato a lavorare in ontologia, di arrivare un censo di autori prima che ci piacevano. Prima era su Gentro qui e poi dopo l'abbiamo allargata a Penuccia. A Penuccia no, l'abbiamo allargata assai, comunque anche per i periodi che non conosciamo mica troppo, perché chi se le per conosce ai lettori una letteratura, un'antologia, sto lavoro qui di noi per noi una volta di conoscenza tamanta, perché chi non conosciamo mica tutti gli autori che abbiamo messo. Dunque c'è stato bisogno di legge, assai, l'opera di autori che non conosciamo mica, chi per certi aveva una reputazione appena strana, e chi ci mandava, quantunque le mammette, non le mica la mette, questo qui, penso a un autore corso di Parigi, soprattutto. E, ci siamo, per un metodo di lavoro ci siamo scoperti di quanto poco preso ognuno un terzo di autori, e una quarantina ognuno, poco preso, d'autori, Bolesi chi una quarantina d'autori, cioè, e quindi hai difficoltà maggiore per la letteratura corsa, di espressione corsa, io, e anche italiana, per certi testi, di avere accesso a questi testi qui. Io penso per esempio a un autore che ho fatto che è Battelabesca per avere accesso alla sua opera oggi c'è una pezza che è ereditata nel 40 e 40 altre pezze. Il problema è che sono sperguiate tra le biblioteche di Bastiglia e altri, una parte importante quantunque queste pezze è persa, ecco. Dunque è di una ragione di noi che fa che abbiamo assai piazza ai testi in questa antologia qui, per far conoscere. Ecco, perché in questa maniera per conoscere un autore non basta mica forse un piccolo paragrafo. Penso all'antologia di poesia di Gide, dove lo mette per un poeta 2 versi solo. Dice, qua di usuccio di la sua poesia, ma forse chi aveva fatto 35 pagine, forse l'antologia. E poi dopo, per ogni autore, non che muletto, ho proprio preso tutti i suoi libri, quasi, fuori di quelli che hanno una bibliografia da monta. E per la scelta è stato un lavoro individuale, poi dopo un lavoro di scambio tra di noi, per sapere chi passo hai scelto, se lui ha le questo più che l'altro, eccetera, eccetera. Dunque c'è stato un lavoro proprio collettivo e di squadra, perché ci siamo non fatti mica troppo, ma abbiamo discusso assai di nostre scelte. Ecco. E siamo coscienti noi di un gesto appena critico di scelta. Siamo coscienti che forse l'autore non ci sono mica e che non conosciamo ha già una rimproverà. Ma potremmo spiegare proprio perché chi non sono mica stati scelti. Perché chi nel nostro brevaggio abbiamo quantunque detto che o allora proprio letterario era un nostro punto di riverenza. Ecco. Dopo. Altre domande? Salute, voglio dunque ringraziarvi per suo lavoro, che non è ancora asciutto, ma che ne aspettiamo
con pazienza. E vi voglio ringraziare per sei marcia e strawato da qualche sia che ha portato assai a letteratura gorsa e a lingua gorsa. E allora giusto una domanda, si sa che in Corsica il gorso è stato scritto ogni tanto e che a Corsica è una terra di tradizione orale e che noi abbiamo di noi a frontiera ciò che noi chiameremo l'oralitura. E voglio sapere se avete lasciato una piazza nella vostra antologia all'oralitura e se lui c'è la piazza qual è essa? Vi ringrazio. Allora, io feci aperte di pareti di wati di l'oralitura di Berghi. Bultava spesso, bultava di varie maniere. Per l'oralitura, il primo di wati che mi viene in capo e che veramente era un soggetto di lunga discussione per aggravia di idesti. E Berghi nemu iscudato assai, c'erano idesti in lingua gorsa che non erano mica modernizzati a ognuno di l'ortografia, allora cosa avevamo? I teniamo così, o allora i modernizziamo, dunque è stato lungo, ma abbiamo fatto la scelta di modernizzare i testi, mica tutti, perché chi per esempio penso a un autore che è Sebastiano Dalcedo e che ha parlato Bastiaccio assai, e Dalcedo era sotto la mia responsabilità e quando ho visto i testi mi sono detto bene i figli a modernizzarlo perché chi so modernizzare come Luigi è un nostro editore modernizzare può significare certe volte un'alterazione. Dunque, per un autore come Dalcedo, abbiamo fatto la scelta di lasciarlo perché chi modernizzarlo sarebbe per un rischio di guastare appena la sua lingua. Dunque, dopo per gli altri autori come Luciardi, come per esempio, penso a Matteo Della Voada, Paolo Matteo Della Voada, che scriveva in un corso veramente difficile assai a lettura e che è stato già in più modernizzato, abbiamo tenuto la versione modernizzata, abbiamo fatto la scelta di modernizzare soprattutto per la coniugazione e soprattutto in un pensiero di educazione e di pedagogia, posto che volevamo che su lavoro qui, non è mica tutto, a vedere già, ma su lavoro qui servirà di noi in scuola. Dopo per l'oralitura, bene un altro aspetto è per esempio se ne abbiamo messo autore, per esempio, che hanno praticato gli rispondi. Allora, ne abbiamo messo un pochi, è vero, bon, i nomi c'è Pampagiolo, per esempio, c'è Nantro, dunque dirà di noi, per la questione dell'oralitura e per la questione di Ugantu, soprattutto per i 70, era un dibattito lunghissimo, posto che l'ultimo lavoro antologico maggiore data il 1973, dunque fino a qui non c'è più stato un lavoro, dunque dopo il 73 e con tutta la produzione letteraria che è stata fatta, con tutte le nuove maniere di rappresentare di noi il rapporto alla letteratura, penso che l'oralità e il canto erano ancora delle nostre problematiche. Allora, se mi posso permettere un'altra difficoltà che è stata presente per noi è come concepisce la struttura di Santologia. Per esempio, i Via Croce si dà nell'aspetto cronologico. Qualche sia come cercarli, mi pare che si danno a Santa Croce di un aspetto e di noi appena aspetto cronologico. Noi abbiamo deciso e di forse una piccola novità di va parecchi desti non ta parecchi temi, non ta temi differenti, può essere per esempio la letteratura di un medioevo, la letteratura di un XVIII, la letteratura a guerra e piume,
ma di nu testi più difficili non ta l'odinco, per esempio se esiste una scuola di disincontro, di una conferenza cada anno qui, una stonda, o allora per esempio a letteratura di blog, perché chi odia l'attività letteraria si basa non ta unet, per esempio. Dunque, s'aspetto qui è stato per noi una soluzione e un aspetto di struttura e vedremo forse di maniera differente uno strutturaio dopo che Solo un affare forse, per tutto ciò che tocca a produzione orale che è stata trascritta, se non abbiamo gente su di ciò che c'è in questa antologia qui, fatta fine poco. Per indetto non c'è mica Bogeri di traizione, non c'è mica... Come spiegarla qui? Abbiamo ritenuto l'opere che erano proprio che si vogliano proprio lì a un autore, ecco. Pur se gli sono testi che sono stati trascritti, fate bene, perché penso a Ugo Peretti, per esempio. Ugo Peretti, i suoi testi sono passati nell'oralità e i manoscritti non ne mica. Ecco, dunque come si dice, una lezione di su testo qui che ne abbiamo. Dopo penso di nuovo a quello che usa il geto, Castineda, come si chiama? Lisandro Ambrosi. Lisandro Ambrosi, noi, testi scritti ce ne verma poco e tutto ciò che ne abbiamo vissuto mette sono testi che sono stati trasmessi nell'oralità, ma è vero che tutto questo aspetto canto nane, eccetera, eccetera, questo non è mica intruda in questa antologia qui. Forse che ci sarebbe bisogno di un'antologia di letteratura orale. Ma... Se mi posso permettere da qui, da questa questione gusti che mi da permettere non so mica che ora, forse non abbiamo più tempo, ma... Bon, allora forse intorno a un piccolo minuto. Forse qui non c'è questa questione, questa domanda fatta, a risposta e una certa, diciamo, incertezza che non tiene manca appena all'incapacità della persona che ha risposto, ma che tiene, secondo me, soprattutto all'impostatura della critica, di nozione stessa e critica e di ciò che la permette a definizione della letteratura, la troviamo qui. La troviamo questa difficoltà che noi abbiamo a lasciare un posto su poco tanto di produzione che non potremmo mica negare e non sappiamo mica come classificare. Perché? Perché nella nostra formazione c'è già un edificio pontellisto, che è quello che ci viene dalla nostra scuola, che noi abbiamo tutti frequentato, e che è la scuola francese, in dove la letteratura ha uso arco è bello definito, c'è un panteone e in cima c'è un romanzo. E la letteratura orale, l'oralitura, si sa che la letteratura, ma ci sono difficoltà a ficarla nella letteratura. Perché che ci viene mica, sappiamo che quando noi trascriviamo qualcosa, ci manca qualcosa di là, ci manca questo aspetto. Allora, c'è una, mi pare, anche qui, c'è una critica da fare alla nostra maniera di accostare alla letteratura, senza rigosa nulla, ci vuole sicuramente rimettere in causa, e qui mi indirizzo sicuramente a quelli che qui, non dai tre, ne vengo due, che sono particolarmente portati in allusione critica, posto che a praticare
quasi tutti i giorni e forse sia attraverso un media, sia attraverso un associo come Libri Mondi che ha organizzato poco fa un avvenimento magnifico, c'è sicuramente qualcosa in più da portare. Allora, bon, so appena stuzzichino, ma solo per dire che siamo qui in un'andatura che chiede da raccogliere tutti gli strumenti per capire la nostra produzione e per, di noi per impuntellare la nostra educazione. Perché ricordiamoci che noi parliamo di ufficialità, che noi parliamo di statuto di lingua, di maggioranza della nostra cultura. E come si può fare se non sa mica, giusto appunto, un'antologia di letteratura, se non sa mica un dizionario generale di lingua corsa, se non sa mica una grammatica generale di lingua corsa? Bene, con tutto è appena difficile. Dunque, io ne voglio approfittare per dire che questo lavoro qui è un lavoro che è una contribuzione giusto appunto all'edificazione di una letteratura che sia mica tagliata da questo contesto. A critica letteraria, quando si dice, quando si pensa a critica letteraria, si pensa subito a una critica negativa e per me un'emica è a soluzione che lo si può propone, ma la questione di critica è complessa assai e ci vorrebbe un lavoro universitario non ne mancheria mica. Ci sono parecchi argomenti che sono avanzati di a critica, un aspetto geografico abbastanza vicino, ma penso che la questione di critica, come Luigi, per esempio, che sia come Durazzo, che ho letto prima, ha fatto progressi tamanti e ben sicuro non sono mica progressi maggiori di noi, perché ferma torna un cammino avanti, ma ci sono progressi e penso che qui di noi l'aspetto di internet, l'aspetto di blog hanno aiutato il ruolo. E il numerico in generale, d'altronde noi pensiamo forse a fare un lavoro, un'adattazione numerica di santologia, posto che il dominio non si può mica contornare. Dunque, penso che so già un primo lavoro qui di betua critica, dopo ci sono i media, che fanno di noi un piccolo lavoro in su senso da voi barettiani, soprattutto in su nuovo rapporto tra noi i media con la lingua corsa. Dunque, per me, la critica, c'è andare al di là di un gustato, per me non c'è mica critica, bon, vabbè, a sapere, non è mica d'Antuera, posto che ci sono ebrei, oggi, ma bon, tanto cosa abbiamo, dunque noi non siamo mica noi a pigliare in carica l'integralità di questa problematica, ma penso che si può dire che, certo, all'interno, ma abbiamo fatto un lavoro di critica letteraria con Santologia, posto che, come l'ha detto Pedrosa, abbiamo fatto scelte, abbiamo fatto dibattiti, abbiamo accettato parecchi autori, abbiamo ricusato altri autori, abbiamo ricusato testi da autori e penso che il principio di soluzione di betua critica, principio così, principio per dibattiti di maniera serena, di maniera chiara e per me è veramente così che lo si deve concepire una critica letteraria, ma senza l'aspetto negativo e senza manca appena l'aspetto femo là per il piacere di fare. Questa non si può mica costruire una critica da questo punto di vista, non penso che non è mica possibile. E due elementi
appare meglio a critica è vero che non è tanto pratica di un corso, non è mica un segreto tutto in una sa, forse appena di più si pochi tempi, mi posso arrimbare un elemento di esperienza personale, vero che io sono giornalista dei corsi mattino, ma a cauda di va ogni tanto più ciò che dirà più forse cronaca letteraria che critica, e pur portando un sguardo l'opera letteraria di chi sia, ad un autore, diciamo, si accorgiamo abbastanza presto che pur quelli autori che domandano a critica non accettano mica. Questa è una difficoltà importante. Dopo, a facca una società di prossimità, la problematica dicerai di personalizzare la critica, perché chi dopo per che un mondo letterario corso è abbastanza stretto, dunque di fare guidi l'affare di persone chi può bene in capo di l'autore che criticato dopo e qui ragione ogni tanto vera che la critica non è mica solo critica negativa, ci può essere critica positiva, ma intanto quando voi fate la critica positiva, da scrivere, ma che ha fatto la critica positiva perché chi si conosce, no? Sapete come lei è a Corsica. E dopo, forse un elemento da precisare, chi dice che in un caso, pur usare forse più divisiosa la produzione letteraria che qualche anno fa, e anche lui, forse ci sarebbe un dibattito, a fa che contro c'era un fenomeno di tra virgolette glorificazione di pubblicazione di produzione in lingua corsa, perché lì soprattutto con una questione di rappresentazione di un pericolo di avere a lingua smarisce che fa che in più di ciò che lo diamo mi pare Romain Colonna un'operazione d'embaumement che fa che tutto ciò che è fatto in lingua corsa a quanto un valore patrimoniale si tocca alla fede di la lingua in traccia di smarisce e tutto fa che di sicuro manca forza a distanza e è difficile di cacciarsi dalla fede dall'emozione e non di avere a fare un romanzo, una raccolta di poesia in lingua corsa. Ci si è fatto lui che di maniera incosciente, di sicuro, pur se lo vuole portare un sguardo più critico non un'opera, ma non è mica solo di radio per la produzione letteraria, pur ciò che di un travaglio a tempo di culturali, di tutto ciò che si fa di maniera più generale in giro la lingua corsa, e altro forse appena di distanza che mancherebbe una valutazione di tutto di ciò che si fa in corso e face vedere che l'affare trabassa da lontano un fenomeno di critica letteraria, di uno sguardo che lo si porta a tutto ciò che è fatto in lingua corsa. Solo un punto da precisare un affare di chi mi pare che infine ciò che noi capiamo noi come critica letteraria forse che è condizionato da ciò che noi vediamo e ciò che noi leggiamo che è considerato da critica letteraria ma non è mica critica letteraria è anche pure ciò che si fa oggi in continente ben a dire non so mica sono riassunti di libri e dopo c'è un piccolo barè in due villaggi forse non è mica infine a concepito anche che non abbiamo avuto noi la critica letteraria non era mica una critica che diede un'esperienza di lettura non che ce l'ha lì di prima forse ecco e esperienza di lettura vuol dire che un lettore si è impegnato in un libro e ne rigaccia un pochi di tematiche, un pochi di tematiche, un pochi argomenti e da spiegare appunto l'interesse sui libro e tanto ciò che noi chiamiamo un negativo di un libro un bene mica subito appiccicato ma proprio la critica qui ecco
ciò che ne abbiamo fatto qui, Sa reazione qui. Grazie. Sa reazione qui lascia intendere che un eboghi è tremendo ciò che va detto qui, perché lascia intendere che un eboghi che scrivono, che pubblicano, non dà un parere, non dà ciò che l'hanno letto, non l'hanno mica letto un vero. È questo che vuol dire. Se mi sbaglio. Se è possibile questo che lui ci sia oggi una circolazione di barè che non siano mica appoggiati, non dà una consumazione vera dell'oggetto come criticheglia a senso largo, mica solo a senso negativo, ma anche a senso positivo. Si può parlare di qualcosa come non c'è mica. C'è un bel libro di Pierre Bayard qui dit comment parler des livres que je n'ai pas lus. Ma mi pare che trapassando un quadro di lì sulla di lui, perché chi in generale, sì, a critica di assai ripetitiva da un media a un altro, un libro, basta figlia forse ciò che si è detto di un libro di Ferrari l'ultimo, se può figlia insieme gli articoli che sono stati pubblicati in dei giornali, sono le stesse idee che sono ammintate. A forse che lì perché chi le lettori hanno risentito tutto questo. Ma come dici? Non c'è mica, mi pare che c'è un rapporto assai esterno tra quello che ha letto e il libro stesso. Non c'è mica qualcosa, c'è mica una parte di un lettore, una parte intima di un lettore che si risente in una critica, e forse che è qui l'interesse sulla critica. Anche la critica universitaria. Mi pare, non lo so. C'è un bel libro non questa che dona professore di letteratura che si chiama Marielle Massé e che un libro è façon de lire, manière de penser, mi pare, un affare così. Appunto non da ciò che è l'esperienza di lettura, esperienza fisica di lettura. Ecco, è ciò che la può portare in una costruzione della persona, ecco. E forse che la critica si deve dire qui, perché l'interesse di una critica letteraria di quantunque di dà a quelli che non hanno ancora letto un libro una bocca di viste di riflessione, ecco, mi pare. Ma forse di nuovo a fare di un problema di critica, di che essere un critico di nuovo diventato un mistero, dunque dopo forse che c'è un problema economico, non sta fatto qui che fa che avete 5-6 libri da criticare, per chi ce la fallo esce in un giornale o in una rivista, ok? E fa che de volte l'hanno fatto per 2 libri, per l'altri hanno fatto una dritta manca a Facebook e il resto. Dunque il fenomeno della critica letteraria penso che è un affare che a partire da un momento in cui è professionalizzato c'è un problema di qualità che si adatta in un momento dato. Se vi permettete di rispondere, non ti parecchio a fare, però il dibattito non la critica è difficile, complessa assai, soprattutto un corso che è muetta, permettete da consento non ta prima fare la definizione della critica, anche noi nel lavoro di antologia ci siamo appena adattati non sa fare qui e da strano oggi non siamo più amici. No, penso appena più serio. Di sicuro pone a critica la questione, la problematica soprattutto di risorsa, di quale che avvace la critica. Allora, quello che avvace avrà legittimità per farla, prima fare, e poi fare una critica non è mica solo, e qui mi metto veramente nella stessa posizione, non mi sta mica da stare da gusti, difficile perché chi quando è bobbiate a Ferrari fa della critica di un libro esciuto poco fa, ma sotto buoni quantunque di conosce
il percorso di Laudore, l'insieme e l'opera, donc è un lavoro che non si può mica così improvvisare e beh, che non è una questione di corsica, manca a tempo forse aperto di ente specialista che potrebbe avere sa legittimità, sa conoscenza da poter fare il suo lavoro qui che è abbastanza importante, ma mancherebbe di noi lo spazio di espressione. Vale per la corsica, ne parliamo qui perché qui c'è una letteratura proprio e vale in noi per tutte le altre regioni di Francia. Un quotidiano di stampa regionale, mica a occasione prima, né mica a stampa specializzata nella critica letteraria. Andate a cercare, più un caso di corso matin, ma andate a cercare Midi Libre, La Voix du Nord, on so mica chi altro giornale PQR, puoi andare a guardare, e per un mica su spazio qui aperto da poter criticare di modo abbastanza largo, perché chi non si può mica va, come diceva Pedro Santo prima, una critica letteraria in due villaggi. Sottopono un lavoro importante assai di preparazione e beh, e o ben sono tutti i casi così che manca oggi a risorse in corsa da voi lavare, questo è sicuro. E poi è importante la critica perché ha l'impressione di noi che quando giudica finalmente un'opera ci sono le conseguenze che possono essere commerciali in noi e dunque c'è un peso, c'è la pressione, c'è questa di noi che entra in ballo e questa non è mica forse, ma si vede che in Corsica in noi voilà, non è mica tutto facile e per questo che voglio salutare torno al vostro lavoro. Coraggioso. Veramente, il tempo passa, ci vuole a tagliare. È appena un peccato perché, bon, non so voi, ma io ho un piccolo gruppo che noi siamo qui, ci campiamo e c'è da avere appena d'angoscia, di melanconia quando ci andremo, ma sappiamo che la prossima volta vivremo in noi e potremo continuare il suo lavoro. Io voglio dire semplicemente una cosa, non ta critica, sono d'accordo, di sicuro con ciò che si è detto, ma mi pare che c'è stata a un momento dato una critica nella storia dell'affermazione della costruzione della critica letteraria come genere. C'è stata l'affermazione e l'edificazione di ciò che si chiamava l'homme et l'œuvre. L'homme et l'œuvre, che si trattava di tutto, finalmente, quando si guarda, c'è l'œuvre in un titolo, ma l'œuvre se ne parlava poco e mica. Si parlava sempre di un contesto generale. E l'avete ammentata prima quando avete detto che siete stati obbligati, se ho capito, a ridare certi testi per via di il suo contenuto etnologico, storico, sociale e che se avessi avuto da fare entrare in ballo a qualità letteraria forse non l'avreste mica ritenuti questi, è qualcosa che si impone. Ma non so se avete la stessa impressione che me, ma o più c'è stato dopo all'Homme et l'œuvre, c'è stato la critica testuale, le texte, rien que le texte, tout l'essentiel du texte. E allora la verità è sicuramente appena ciota sicuramente in due fonti, diciamo, della critica letteraria. E per arrivare all'ultimo libro di Jérôme Ferrari, che per me è una meraviglia, proprio trovo che lei è una riuscita da manta, e io mi sono stato maggiolato soprattutto da un stile. Di sicuro la storia, gli elementi, il ritratto, tutti questi elementi così, ma un stile. Veramente trovo che da un libro all'altro
c'è una novità in stile, è sempre uso stile, dico, ma il lavoro, ci sono meraviglie. In der critica, quando io detto si no, si aspetta poco e mica, piuttosto poco, che mica non essere mica negativo, ma aveva bisogno di una rama di più lettura di un stile, quando si tratta di un autore, perché è importante, perché mi pare che Jerome dice a certi momenti è difficile, perché ha ragione, perché un autore scrive sempre gli stessi testi, non c'è di una maniera di dire, ma è verità di no, che uno inventa nulla, ma lo stile, ello spesso si riconosce un autore o stile. Ecco, allora se avessi una premura sarebbe questa io, in della critica letteraria. E poi dopo, che come volete detta, che i critici che li parlessero di un libro. Allora non so se lui c'è qualcosa da aggiungere. Un'ultima domanda, giusto alla corta, giusto per sapere, hai parlato prima che leggevano 4 lingue, il francese, l'italiano, il corso e il latino. Voglio sapere a poco preso a proporzione di testi. Se lui ha poco preso una parità o è piuttosto quantunque un corso che ha sopraneggia? Io penso che non c'è stato piano definito in avanzo in ciò che concerne le lingue, dipendono di leppiche. Per esempio, per il latino, non c'è mica una massa di testi in latino, ma per esempio abbiamo messo quello di Savelli, Nobili Savelli. Per tutto ciò che concerne il XIX, Diego D'Aliano, che piglia Sobrana, e che è veramente maggioritario. E dopo per ciò che Diego traduce guerre, è soprattutto la lingua corsa, quasi 100%, per poi morire. E dopo gli anni 70, per contro, c'è il francese che si impone di più in più. C'è veramente una varietà, penso, in questo periodo qui, ma non c'è stata una proporzione definita in avanzo per le lingue. Allora penso che è giunta l'ora di ringraziarmi, perché dunque Giuliano Mattei, Pedro Santo Venozzi e Angelo Santo Petrea, e solo veramente l'ultima domanda. Avete parlato di un'animazione che sarebbe un'animazione appena così, forse andata un sito. C'è qualcosa in ballo? C'è un'idea così o c'è un progetto? Perché è importante arrivare a, posto che c'è da essere un'altra conferenza, un'altra presentazione, poi dopo un'epoca, a Verano, sarebbe interessante poter fare tra uno e l'altro e che quelli che non hanno mica potuto partecipare oggi, perché non c'era più piazze qui, che li potessero venire un'altra volta e soprattutto che non avessero mica perso tutto l'acquisto d'oggi, che ci siamo campati, non la dice Radio Blu e ci ho dato a qui e vi ringrazio. Ma aspetto la risposta. Io non te l'aspetto numerico è vero che per ora ha stato di idea, ma
di un progetto in discussione tra noi già, è vero che non si può, come diceva prima, non si può mica schizare elementi qui, che mi pare essenziale per gli studenti, per tutti quelli che toccano a letteratura corsa, si basano nei blog, penso che a critica in noi e a messa in valore di questa letteratura deve passarsi di noi in grande parte nei blog qui. Dunque di un affare di discussione con l'editore, per esempio, ne parliamo spesso di questo progetto qui e tengo a dire di noi, con Pedro Santo, ma di noi forse con Giuliano, che questo progetto d'antologia è un principio di un lavoro prima, ma che chiama ad altri lavori e per esempio un'altra problematica di letteratura, ma forse che non ne potremmo mica parlare qui che è un tempo basta, di noi l'accesso ai testi, le monete, di noi l'assenza di classici di letteratura in ogni libreria e penso che c'è qui un cantiere da fare e abbiamo scelto per ripubblicare questi testi, per esempio un lavoro in Tavatella Pesca che venerà forse dopo a quell'antologia, ma che è veramente un'idea in noi e un progetto da bene, ma su progetto non è mica su lavoro di un principio, penso. Ci sono certi testi che dopo 100 anni non si sono più in libreria. No, mica in libreria, ma nelle biblioteche. Ah, nei biblioteche. Non sono mica accessibili per esempio per un pubblico di studenti che ha bisogno di lavorare. Per l'aggregazione c'è un batte la pesca o un programma, ma di una pesca che non è mica reeditata, dunque ci vuole andare nelle biblioteche, nelle biblioteche di Bastia e Aiaccio e basta. Dunque, il nostro progetto è di ripubblicare questi testi qui con una dimensione critica di noi, posto che c'è da essere una presentazione, note, non dai testi, eccetera, eccetera. Ecco. Ma ciò è proprio un netto di una versione numerica dell'antologia con un aspetto forse più pedagogico per le scuole, ecco, per lavorare forse con canopé, eccetera, eccetera.